Però già oggi le imprese e le famiglie lamentano il fatto che le banche hanno ricevuto i soldi ma non hanno ritenuto conveniente prestarli a loro volta alle famiglie. Se lei dice calmieriamo anche il tasso, le banche ne presteranno ancora meno, mi viene da pensare. Ma guardi, il denaro viene sempre preso dalla Banca Centrale Europea. Se un istituto non ritiene di guadagnare il 100% sul denaro, non stiamo parlando sulla verdura o sulle altre cose, può ritenere anche congruo lo Stato, il legislatore, e in questo caso l'Unione Europea, mettere un limite legale per legge, quindi non per evitare l'attività bancaria, e lo fa nell'interesse dei cittadini. È stato fatto in Italia, l'abbiamo fatto noi come legislazione italiana, riteniamo che possa essere un modello virtuoso da poter applicare anche a livello europeo. In Europa.